Ha funzionato in parte il piano Ferragosto messo in atto dai sindaci della provincia nel consueto vertice che si è svolto in prefettura, mantenuta la promessa di ritrovare le spiagge pulite, merito il lavoro degli operatori ecologici, in occasione della notte più lunga dell'anno. Il personale è stato triplicato. Un po' meno efficaci i divieti di transito alla circolazione delle auto per quanto riguarda il viale delle dune di San Leone ad Agrigento. In spiaggia sono tornate tempi e accampamenti, pochi falò in generale, si è verificato solo qualche caso sporadico. L'ordine pubblico è stato comunque mantenuto e i festeggiamenti sono proseguiti all'insegna dell'allegria, tra bagni di mezzanotte, musica e fino alle prime luci del mattino. Ha dato i suoi frutti anche la task force dell'ordine a Lido Rossello e a Realmonte. È stato fermato e controllato un immigrato che aveva un anomalo comportamento. Per riuscire a capire il perché di quell'atteggiamento, i carabinieri lo hanno sottoposto a perquisizione ed è subito saltato fuori un coltello. Alla Scala dei Turchi, invece, durante i capillari controlli, i carabinieri hanno perquisito un trentenne di Favara, trovato in possesso di una piccola dose di cocaina. La roba è stata sequestrata, mentre a suo carico è partita, quale consumatore abituale di sostanze stupefacenti, una segnalazione in prefettura. E ancora in città, ad Agrigento, in piazzale Rosselli, un minore extracomunitario, ospite di un centro di Santa Elisabetta, appena arrivato con l'autobus di linea da Palermo, è stato fermato con una scorta di hashish e marijuana. A Canicattì la Polizia di Stato ha tratto in arresto Mandione Vincenzo e Giovanni Gatto, del 1980, perché colti in flagranza del reato di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro. Sempre a Canicattì gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza si recavano in una contrada sita nel territorio periferico comunale, ove all'interno di un piazzale antistante una casa rurale hanno rinvenuto diverse autovetture, alcune delle quali tempestivi accertamenti di polizia giudiziaria risultavano provenienti di furti commessi a Catania. Nel medesimo luogo venivano altresì trovate targhe alterate, risultanti appartenere a veicoli oggetto di furto e di altro materiale riconducibile a detto reato. La successiva accurata perquisizione della sopraindicata casa rurale permetteva altresì di rinvenire e sequestrare sostanze stupefacenti del tipo cocaina per un peso complessivo di 44 grammi, numeroso materiale certamente utilizzato per la suddivisione, peso e confezionamento in dosi della droga, nonché altro interessante materiale che veniva sottoposto a sequestro penale unitamente all'immobile. Su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, gli arrestati venivano condotti presso la casa circondariale e intanto i carabinieri di Licata hanno messo le manette a un operaio di 50 anni, noto alle forze dell'ordine per un episodio di stalking. Immediato l'intervento delle gazzelle dell'arma presso l'abitazione in pieno centro cittadino ha permesso di sorprendere l'uomo mentre proprio stava aggredendo con calci e pugni non solo la propria consorte ma anche la figlia, intervenuta per difendere la propria madre. A quel punto sono subito scattate le manette ai polsi dell'individuo con l'accusa di atti persecutori. L'uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.